Andrea Cecchini, presidente della Libertas Ceresetto, che per il secondo anno consecutivo organizza il Giro internazionale della regione Friuli Venezia Giulia per Under 23 d'Elite, arrivato alla 55esima edizione. Secondo anno di fila per voi, Andrea, oneri e soprattutto onori per questo tipo di manifestazione. Cominciamo con gli oneri, sicuramente perché quest'anno, a differenza dell'anno scorso, c'era una tappa in più, quindi saranno 4 le tappe con una cronosquadra che aprirà questo 55esimo giro e segnerà la prima maglia gialla. È sicuramente un impegno organizzativo importante perché ci siamo posti l'obiettivo di alzare il livello qualitativo di questo giro. Con 35 squadre abbiamo abbassato da 6 a 5 il numero di componenti per squadra, proprio perché vogliamo avere un maggior numero di squadre e rappresentanza di un ciclismo sempre più internazionale. Però anche tanti onori, perché vediamo che gli enti preposti, gli enti istituzionali, la regione, i comuni, gli sponsor credono sempre di più in questo evento, credono nel veicolo che è il ciclismo di promozione del territorio, uno sport come il ciclismo popolare che quindi vuole riavvicinare le grandi masse come lo era un tempo, e quindi uno sport in qualche modo che diventa sempre più spettacolare con le sue salite, con le sue discese, con il suo passare in mezzo ai paesi e alla nostra gente.